Buongiorno a tutti, eccomi qui per il nostro bisettimanale, quindicinale notiziario per quanto riguarda le ultime escursioni e le prossime. Molto bene, allora, negli ultimi 15 giorni ho fatto dei video molto interessanti. Sono stato nella Villa della Celebrità, della quale non posso dire né il luogo né il nome della celebrità. Scusatemi, ma in alcuni casi per la privacy, per la sicurezza mia, per la sicurezza di chi entra in un posto pericoloso, non li posso comunicare. Raramente succede, ma lo faccio. Poi sono stato a visitare 2 castelli, quello di Polcenigo, quello di Toppo, con la famiglia, in particolare il Grande Giordano. Poi sono stato all'acquedotto Valle Noncello di Pordenone e in più all'abbazia di Sant'Eustachio e allo zuccherificio di Dania. Inoltre ho fatto il bagno nell'acqua ghiacciata del fiume Astico a Contrapria. Ho postato sia il video breve dove faccio il bagno, dove sono in acqua, temperatura stimata 8 gradi, e sia il video completo, lungo tra virgolette, del luogo dove sono stato, che viene chiamato i Caraibi di Arsiero. È un luogo bellissimo, veramente molto bello. L'acqua è congelata, ma è stata un'esperienza unica che io volevo fare da anni e finalmente l'ho fatta, il bagno nell'acqua ghiacciata di un fiume o di un lago. Detto questo, parliamo dei prossimi appuntamenti. Molto bene, è iniziato luglio, prossima settimana, grande appuntamento, si va a Consonno, la città abbandonata dei balocchi, detta anche la Las Vegas della Brianza, e andrò niente po' di meno con il grandissimo Dante. Quindi sarà una trasferta incredibile, faremo tantissimi chilometri, circa 600 andata e ritorno, vedremo questa città abbandonata e in più, dopo di quella, dovremo riuscire ad andare a vedere una delle ville più famose della Lombardia abbandonata. Quindi saremo una grande accoppiata per 2 grandi escursioni che faremo insieme. Restate sintonizzati. La settimana dopo, invece, tempo permettendo, dovrei tornare in Friuli, dove entrerò negli ultimi 3 bunker del Vallo Alpino, nei quali non sono riuscito a entrare per vari motivi quest'inverno, per il freddo, per gli allagamenti, per il fiume in piena, insomma per vari motivi. Questa volta ci entrerò perché il fiume in piena lo attraverserò a piedi nudi, mentre nel bunker, quello eventualmente allagato, mi sto facendo imprestare degli stivali in modo da poterci entrare anche se ci sono 30 centimetri d'acqua. Così farò dei video inediti e molto particolari. Detto questo, io penso che possiamo chiudere qui. E chiudo facendo una premessa. Ho appena fatto un video breve, uno short o un reel che dir si voglia, sul fatto che molti commentano il mio canale e mi dicono hai permessi, non hai permessi, perché sei entrato, perché non sei entrato. Allora ragazzi, questo è un canale che parla di coltelli, ogni tanto parlo di calcio, ma fondamentalmente è un canale Urbex, Urban Exploration, esplorazione urbana. Se venite nel mio canale vedete delle escursioni. Se non vi interessano, cambiate canale, nessuno è obbligato, ci sono migliaia, milioni di canali su YouTube. Fermo restando che molti mi hanno detto che per quanto riguarda l'Urbex il mio è uno dei più belli. Sono contento di questo, sicuramente c'è chi mi è superiore, ne conosco vari, non voglio far nomi, c'è anche chi ha molti più follower di me, però fa dei video, vabbè, lasciamo perdere, diciamo non professionali, ecco, o meglio, sono professionali sotto l'aspetto delle immagini, poco professionali per quello che mostrano, ma comunque ognuno fa quello che vuole. E come ognuno fa quello che vuole, io dico, se non vi piacciono i miei video, se non vi piace vedere una persona che entra in una proprietà comunque privata, perché tutto è privato, tranne le strade, che sono pubbliche, i marciapiedi, tutto è privato. Quindi se non vi va, non guardatelo. Oppure, sapete cosa? Avete voglia di segnalare le persone, di fare i bravi ragazzi? Andate in un parco pubblico o fuori da una scuola e quando vedete spacciatori e tossici chiamate la polizia. Lì magari forse siete più utili piuttosto che rompere le scatole a chi fa dei video girando l'Italia a spese proprie e i suoi video poi rischiano di essere l'ultima testimonianza di un luogo ormai che non esiste più, come le caserme che vengono abbattute in questi giorni e molti mi dicono il tuo video è l'ultima testimonianza di quella caserma. Ecco,
Detto questo, piccolo sfogo, io vi saluto tutti, vi ringrazio perché siete sempre tantissimi, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.